Ma noi ritenevamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse uno strumento finanziario e non solo di sviluppo concreto, la nostra terra, la nostra isola. In effetti ci siamo accorti che sugli 8 miliardi che vengono dati alla Sicilia trattasi per la maggior parte, per quasi la stragrande totalità, diciamo così, sono opere, finanziamenti sostitutivi di opere già finanziate con altri programmi. Faccio riferimento alla Messina-Catania o alla Catania-Palermo, parliamo di circa 7 miliardi e mezzo di opere che erano già state finanziate con altri programmi, quindi di fatto il governo nazionale non ha dato somme aggiuntive per completare le opere, per creare nuove opere o addirittura per la realizzazione del ponte sullo stretto, ma ha soltanto sostituito delle poste finanziarie con altre, e per questo di fatto la Sicilia ne rimane fortemente mortificata e noi siamo fortemente critici nei confronti del governo nazionale che di fatto continua a disinteressarsi dei veri problemi infrastrutturali della Sicilia e del meridione d'Italia.